I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Salone Margherita. L'8 novembre del 1887 vi fu la posa della prima pietra per edificare la Galleria Umberto I. L'inaugurazione avvenne il 9 novembre del 1890. Un grande avvenimento per una città come Napoli, che da solo 30 anni non era più capitale di un regno. Al di sotto della galleria, nella crociera inferiore, fu aperta al pubblico la Sala Margherita, pronta ad ospitare concerti e conferenze. Fu tra i più importanti palchi della sua epoca, protagonista dell'epoca del caffè Chantant napoletano. Sul suo palcoscenico risuonarono tutte le più belle voci della sua epoca, come Bernardo Cantalamessa, Nicola Maldacea, Emilia Persico, Pina Ciotti, Fregoli, Carmen Marini. Tra gli habitué vi furono intellettuali, artisti e nobili. Tra il pubblico del salone vi fu Vittorio Emanuele III, allora principe di Napoli, Edoardo Scarfoglio, Matilde Serao, Salvatore Di Giacomo, Roberto Bracco, Ferdinando Russo, Mario Costa, Ferdinando Bideri, Ugo Ricci, Capurro, Cinquegrano. Il periodo di suo massimo splendore lo ebbe all'inizio del primo decennio del Novecento. Il suo prestigioso nome continuò a circolare anche negli anni a venire, fino alla Prima Guerra Mondiale. Con la diffusione del cinema, poi, il caffè Chantant e il Salone Margherita, che a Napoli ne era il tempio, iniziarono a ripercorrere una sempre più rapida parabola discendente. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate